Allora, buonasera a tutti signori. In teoria dovremmo essere in onda, in diretta nel gruppo. Ehm, Nel nuovo gruppo, anche se come vedete il nome non è cambiato perché Facebook ha dei tempi di aggiornamento un po' lenti, quindi nei prossimi giorni vedrete insomma il nuovo nome di Torniamo Presto. Allora, finché aspettiamo che si colleghi un po' di gente, magari vi dico due parole su di me per chi non mi conosce, perché appunto nelle ultime settimane ci sono stati comunque 9 persone che sono unite al gruppo. Io appunto sono Paolo Dallago, sono l'ideatore dell'iniziativa Torniamo Presto, nata durante il lockdown il 20 o 21 marzo. È un'iniziativa che ho lanciato per aiutare le attività locali, negozi e piccole imprese a, diciamo, superare quel momento, diciamo, tragico del lockdown, con questa iniziativa appunto che permette, diciamo ancora, di ottenere liquidità, no? Tramite le gift card, buoni acquisto, voucher, chiamiamoli come vogliamo, tramite cui appunto il cliente paga subito paga subito per il coupon per il voucher e poi può utilizzare quello che ha acquistato quando l'attività avrebbe riaperto. Adesso appunto molti, quasi la maggior parte ha riaperto, quindi abbiamo deciso di, diciamo, non far morire questa community, perché comunque ci sono migliaia di attività all'interno, e qualcuno di voi mi ha lanciato anche l'idea di continuare a fare, appunto, dare contenuti, fare video, dare informazioni su questo mondo del digitale, della comunicazione online, dell'innovazione. E allora ho detto, perché no, continuiamo, insomma, dato che c'è interesse, c'è, c'è interesse appunto da parte vostra, mi sembra un'ottima cosa continuare. Allora, vedo che ci sono già dei primi commenti. Allora, aspettate un secondo, ragazzi, che mi collego anche dal mio telefono alla diretta, perché altrimenti non vedo i nomi. E tra poco iniziamo, perché non vorrei andare troppo lungo coi tempi. Ecco, appunto, oggi inizia questo appuntamento, è il primo di questi appuntamenti settimanali. Lunedì alle 8:30, ogni lunedì alle 8:30 farò una diretta, io o anche altre persone, dove daremo degli spunti, delle idee, faremo degli approfondimenti su, diciamo, piccoli puzzle, no? Piccoli aspetti del digitale o dell'innovazione che voi potete applicare alla vostra attività, e lo spiegheremo in modo molto semplice, molto pratico, molto applicabile da subito. A proposito, come vedete, ho il braccio destro libero. Qualcuno di voi mi avrà visto con due gessi, e venerdì ho tolto quello destro, quello più impattante, perché insomma mi arrivava fin qua sotto ascella, quindi era molto complicata. Adesso almeno ho la mano del mouse libera e posso usarla senza problemi. Allora, ok, saluto intanto chi si è connesso. Vediamo un attimo. Allora, Arianna, ok, ciao Arianna, Stefania Ranieri che non manca mai, grande Stefania, mi fa piacere, anche Lavinia non manca mai le dirette. Pia, ciao Pia, e Sandra, ok, ciao Sandra, no, grazie, sì, vero? Meno male. Ok, perfetto. Allora, ecco, ragazzi e ragazze, io vorrei che queste dirette fossero più interattive possibili, no? Non voglio essere solo io a parlare, ma voglio che siate anche voi a partecipare, quindi commentate, scrivete, interagiamo, insomma, che così, se avete anche domande e vi servono, se vado troppo veloce, stoppatemi, ditemi di tornare indietro e di spiegare quelle cose che non vi sono chiare. Insomma, voglio che la cosa sia più utile possibile per voi, ecco. Ok, allora,
Oggi in questo primo appuntamento, vi mostrerò uno strumento online. È diciamo un software, ma in realtà non è un software da scaricare perché lo potete usare direttamente online, che è veramente una bomba, è una figata. Io lo uso da un annetto, due, ed è utilissimo. Infatti ha milioni di persone che lo utilizzano perché è veramente facile da usare e allo stesso modo però dà veramente ti permette di ottenere dei risultati incredibili per quel che riguarda la grafica, le immagini, eccetera. Si chiama Canva. Adesso condividerò lo schermo e vi mostrerò il sito, come funziona, eccetera. Canva.com. Anzi, vi consiglio di collegarvi a questa diretta da PC o da un tablet, se ce l'avete grande, perché appunto condividendo lo schermo, se lo seguite da smartphone, vedete le cose troppo piccole, quindi per per voi, insomma, vi consiglio di guardare la diretta da PC e di ingrandire il video. Cliccando, c'è un quadratino in basso a destra, se non ricordo male, e potete ingrandire in modo da sfruttare al massimo il monitor. Allora, ecco, oggi appunto vi mostro questo software, questo tool online che vi permette di creare grafiche, immagini per i vostri social, ma non solo per i vostri social. È comodissimo appunto per creare il post che vanno pubblicati su Facebook, su Instagram, eccetera, ma è utilissimo anche per tutte le grafiche di cui potete avere necessità nella vostra attività. Può essere Depliant, volantini, biglietti da visita, cartelli da esporre, insomma è veramente una bomba. Ok, allora, vedo che siamo già un bel po' di persone. Allora, condivido il mio schermo così vi mostro subito questo sito. Allora, tac. Anzi, facciamo che io mi metto qua in basso, così, ok. Perfetto, allora, questo è il sito, appunto, canva.com, canva.com. È un sito americano, però come vedete è tradotto anche in italiano. È gratuito, ha anche una versione a pagamento, ma già con la versione base potete fare tantissime cose, quindi potete tranquillamente utilizzarlo con la versione base. Quello che dovete fare appunto è fare l'iscrizione. Potete iscrivervi usando direttamente il vostro account Google, Facebook, oppure normalmente con indirizzo email. Io sono già registrato, quindi evito questo passaggio. E come vedete anche come grafica, come usabilità, è veramente fatto bene, è molto semplice, non è complicato da utilizzare, quindi è veramente fantastico. Io tra l'altro non piglio una lira né un euro per segnarvi questo sito, ve lo segnalo perché è veramente molto comodo. Allora, ditemi intanto se vedete tutto, se vedete bene, se vedete il mio schermo, se devo ingrandire magari potrei fare anche così, però perdo un po' il coso. Datemi segnali se vedete tutto bene. Ok. Allora, ecco, come vedete questo è il sito, semplicissimo, chiaro, pulito, no? Quello che potete fare, la parte veramente molto molto interessante di questo sito è che è comodo per chi vuole già la pappa pronta. Come vedete qui, io devo semplicemente andare su crea un progetto e scegliere il tipo di grafica, no, che voglio creare. Posso anche usarlo in collaborazione a distanza con altre persone, ad esempio. Posso creare un team. Se avete per esempio un'attività in cui siete più persone e volete collaborare in più persone allo stesso progetto, è semplicissimo perché basta che ognuno si crei un proprio account, si registri e poi potete condividerlo. Potete vedere tutti i progetti su cui state lavorando, potete anche creare un kit aziendale. Questo mi sembra sia una cosa a pagamento,
Sì, ecco, quando vedete appunto questo segnale della, come si chiama qua, la corona, no? Quando vedete questa cosa significa che è una funzionalità a pagamento. Però ecco, come vi dicevo, potete già sfruttare quella gratuita e va più che bene. Ok, allora facciamo un esempio. Intanto do anche un'occhiata qua ai commenti. Ok, tutto chiarissimo, perfetto, sì, perfetto, ottimo. Allora, anzi, scrivetemi anche che tipo di grafica vorreste creare, non so, un post su Instagram, una story su Facebook, una brochure. Ditemi voi quello che vi interesserebbe vedere, che così magari poi facciamo anche qualche esempio. Ecco, allora, come vedete, basta semplicemente cliccare su Crea un progetto qua in alto e la cosa bella è che appunto il software mi dà già la pappa pronta, quindi mi chiede vuoi creare un buono, la grafica per un buono, un coupon, vuoi creare, questa è una cosa che hanno aggiunto recentemente, diciamo l'anteprima di YouTube, quindi se fate per esempio video avete un canale YouTube in cui parlate della vostra attività, cosa che vi consiglio assolutamente di fare, in cui fate video, contenuti, eccetera, sapete che potete anche inserire una anteprima personalizzata, quindi qua potete andare a crearla. Una infografica, una cartolina, brochure, vedete ce ne sono veramente 1 miliardo di progetti già creati, no? Quindi qua vi trovate i modelli e poi voi potete andare a personalizzarli. Facciamo ad esempio, perché poi la cosa importante sono anche le dimensioni, no? Io voglio per esempio, non so, facciamo il classico, no? Un post di Instagram, clicco qui e lui appunto mi crea questo nuovo progetto, vedete che ha già le dimensioni adatte, quindi in questo caso è un quadrato, per Instagram. Qui a fianco, inoltre, trovate una marea di grafiche già pronte, vedete? Questo è veramente una bomba, questo software, questo tool, perché appunto ha avuto un successo, un grande successo, perché figuriamoci, con una cosa del genere quasi non vi serve più un grafico, no? Chiaro, il grafico in alcuni casi servirà sempre, ma per farvi determinate cose potete veramente arrangiarvi completamente. Quindi mettiamo che, non so, cibo, ecco, per esempio, io ho non so, una pasticceria, ad esempio, ok? Voglio farmi un bel post su Instagram per promuovere i miei pancake, questo è anche bello poi. Quello che devo fare è appunto cliccare su questo modello che già mi trovo qua a sinistra e come vedete me lo importa, me lo crea in questo riquadro, che è quello in cui io posso appunto andare a personalizzarlo, no? Quindi, come vedete, cliccandoci sopra, io posso modificare qualsiasi cosa. Quindi questa per esempio è l'immagine, vedete che non so se voi vedete, quando clicco sopra selezionano questa immagine, e qui posso per esempio sull'immagine andare anche a modificare direttamente gli effetti. In questo caso potrei, non so, fare questo, forse no, queste sono delle app esterne. Questo non l'ho mai usato sinceramente, sono per effetti sulle immagini, ci sono anche delle applicazioni esterne, ma appunto qui sono dei filtri che sono quelli tipo Instagram, no? Dei filtri sui colori. Se non mi piace quella di base posso andare a modificarla come voglio. Qui posso andarmi a regolare la luminosità, il contrasto, cose di questo tipo. Diciamo, vabbè, queste sono cose magari un po' più che magari non vi servono molto, però insomma, come vedete, vi dà molte opzioni. Posso anche andare a regolare un po' le dimensioni, eccetera. Poi quello che posso fare è chiaramente andare a modificare il testo. Posso scrivere, non so, pasticceria Venezia, facciamo, dato che forse Giovanni dovrebbe essere collegato, pasticceria Venezia a Vicenza, una delle mie pasticcerie preferite.
qua possiamo mettere, non so, vieni adesso non so se Giovanni voi fate i pancake, però magari questa potrebbe essere anche un'idea. Vieni a provare i nostri nuovi pancake al mirtillo. Adesso sto sparando tutto a caso, qui più che sito ci metterei qualcos'altro, non so, qualche non so, non so perché mirtillo, mostra questo, adesso il copy lo scrivo un po' così alla cacchio, però giusto per farvi capire, mostra questa immagine e avrai un caffè in omaggio. Adesso si può fare molto di meglio, ma diciamo che così al volo. Ok? Qui chiaramente questo posso andare anche a modificare chiaramente le dimensioni. Mettiamo in grassetto, il carattere, il font lo mettiamo a 28. Posso cambiare anche, non so, se non mi piace questo tipo di font, posso andare a cambiarlo. Ok? È tutto chiaro fin qui? Datemi dei segnali, ditemi se è tutto chiaro. Aspettate un secondo perché non riesco a visualizzare bene la diretta dal telefono e la devo caricare da qui dal sito, perché altrimenti non riesco tanto a seguire i vostri commenti. Allora, andiamo qua. Solo un secondo ragazzi, arrivo. Fin qui, datemi dei segnali, ditemi. Ok. Allora, eccolo qua, infatti vedo che Giovanni che c'è, perfetto anche lui. Allora, intanto rispondo, vediamo un po' di commenti se qualcosa a riguardo. Ok, qua mi avete dato qualche idea per il suo tipo di progetti da fare. Ok, Serena, lo uso tantissimo per volantini, poster, promozioni, sì, bravissima Serena. Anch'io lo uso, Lavinia. Ok, allora chi già lo usa magari, se c'è qualcosa che non volete sapere di questo software, che magari non vi è chiaro, che scrivete pure, che vediamo se magari io posso darvi una mano. Story Instagram, ok, Elena, poi facciamo, vediamo anche la story, proviamo anche la brochure, Stefania. Ok, brochure volantini, ottimo. Eugenio, ciao Eugenio, mi fa piacere vederti qui. Ok, le immagini che si vedono su quel sito non hanno problemi con i copyright. Allora, casa vacanze, non so come ti chiami. Comunque, questa è una domanda che mi sono posto anch'io, ma penso proprio di no, perché le immagini che sono qua dentro dovrebbero essere già libere dal copyright, quindi dovreste poterle usare senza alcun problema. Però questa cosa eventualmente la verifico, perché su queste cose chiaramente è sempre meglio verificare. Ok, poi aspetta che ho perso i commenti. Allora, poi styling estetica. Ciao Paolo, scrivi il nome del sito sul commento, grazie. Ok, aspetta che lo scrivo di qua, altrimenti va troppo in basso. Allora è www, anzi ve lo scrivo nei commenti, poi me lo metto anche www.canva.com. Questo è il nome del sito. Ok, grazie Giovanni. Ciao Giovanni, ottimo. Irene, Aprile, sì. Ovviamente posso importare una mia immagine. Sì, certo Stefania, adesso ti faccio vedere anche come si fa. Comunque è molto semplice, basta trascinarla come si farebbe in una cartella. Per cambiare immagine, ok, allora vediamo. Intanto facciamo queste due, altrimenti poi mi dimentico anche. Allora, io se volessi trascinare un'immagine, per rispondere a Stefania, mettiamo questa dell'ultima diretta che avevo fatto con Lorenzo, vado su caricamenti, qui vedete queste sono quelle che ho caricato io non faccio altro che da una cartella esterna, no, quindi del mio PC,
cliccare sul file, trascinarlo all'interno e lui, come vedete, adesso sta caricando l'immagine. Quindi io posso utilizzare assolutamente, non so, il logo che avete della vostra attività o delle immagini vostre, insomma, proprietarie. Poi una volta che l'ha caricato, basta semplicemente cliccarci sopra e lui la butta dentro. Così, ok. Poi posso ingrandire. Se invece, per rispondere a Giovanni, volessi cambiare immagine, io posso andare su, adesso magari vi parlo di questo menu a fianco, posso andare su foto, e qui lui ha già una marea di immagini. Quindi, per restare in tema pasticceria, se io voglio mettere invece una brioche, qua mi dà una bella scelta di immagini. Quindi ci clicco sopra e ci metto l'immagine. Ecco, qui appunto non sono tutte gratuite. Se vedete, passandoci sopra vi dice gratis. Quando vedete appunto la coroncina, significa che è a pagamento. Quindi quando è a pagamento, le opzioni sono due: o vedete, in questo caso, o pagate €1, quindi quando andate poi a scaricare il progetto, diciamo la versione definitiva del progetto, pagate €1 perché c'è questa immagine, oppure vi fate l'abbonamento Pro, che sicuramente conviene di più, perché insomma mi sembra costi sui €10 al mese, qualcosa del genere, quindi stiamo parlando veramente di poca roba. Ok, adesso tolgo questo. Ok, allora vi mostro appunto come funziona questo menu a fianco. Qui avete appunto la lista dei modelli. In questo caso io avevo selezionato un progetto di post Instagram sul cibo, ok? Quindi in questo caso mi sta proponendo solo delle immagini, dei modelli che hanno le dimensioni quadrate, che parlano di cibo e quindi sono adatte ad Instagram. Se io voglio cambiare modello, semplicemente ci clicco sopra e lui mi carica, diciamo, la base, modificando, tenendo però il testo, no? Quello che avevo modificato io. Quindi se voglio provare altre versioni, semplicemente clicco sul modello qui a fianco e lui aggiorna quello che ho fatto. Poi vedete, in questo caso ad esempio, che c'è l'immagine con questa tipo rete, significa che questa è un'immagine a pagamento. Questa cos'è? Una pizza. Vedete, qua c'è rimuovi i watermark, quindi qua, come dicevo prima, dovete o pagare l'euro o farvi il Pro. Oppure quello che potete fare è caricare una foto vostra esternamente e stop. Ok, poi qui appunto qui ci sono le foto, quindi qui c'è il motore di ricerca, potete pizza, potete cercare, potete ottenere una marea di foto, di immagini che potete usare. Qui ci sono elementi, qua si possono fare cose divertenti, ad esempio queste sono le cornici, ad esempio, queste sono belle cose, tipo posso fare una cosa di questo tipo, non so, voglio mettere il monitor. Adesso devo fare un po' una porcheria, ragazzi, perché sto facendo un po' così a caso, però giusto per farvi vedere, se io volessi avere un'immagine di fondo dove voglio mettere il Mac così, e voglio metterci un'immagine dentro della mia attività, ad esempio, semplicemente, vediamo caricamenti, se volessi metterci, non so, la foto mia e di Lorenzo della diretta, la trascino qui dentro e lui appunto, vedete, l'ha inserita all'interno di questa cornice. Quindi questa è una cosa divertente, ci sono un bel po' di forme di griglie interessanti, sono queste. Qui appunto potete fare delle cose interessanti, ad esempio, non so, questo, potete fare magari dei collage, no? di foto. Mettiamo buon Lorenzo, mettiamo il Gabriele qua e il logo di Instagram,
Vedete, in 2 nanosecondi mi crea un collage di foto. Ok, poi questi sono gli elementi, appunto, quindi qua ci sono le cornici, no scusate, ci sono le forme, potete, non so, inserire una forma di questo tipo, chiaramente potete andare a cambiare anche i colori, potete usare i colori, se avete un colore aziendale, un colore tipico della vostra attività, potete andare a inserire quello, potete andare a inserire degli adesivi, queste robette magari qua da stile Instagram o roba del genere. Grafici, potete inserire grafici se vi serve una cosa di questo tipo, linee, insomma vedete c'è veramente una marea di cose. Potete poi andare a selezionare, a inserire anche appunto il testo. Aspetta che faccio un po' di pulizia qua. Allora mettiamo che voglio metterci un titolo. Come vedete qui ci sono anche questi, sono sempre modelli, quindi hanno dei font abbinati correttamente tra titolo, sottotitolo, eccetera. Qua è tutto nero, non si vede, lo mettiamo giù qua così, vedete? Ok, e anche qui chiaramente basta cliccarci sopra e posso andare a personalizzarlo. Ok, anche qui vedete una marea di font, di stili, ce ne sono tantissimi. Poi musica, sì, questo non l'ho mai provato, però si può andare a mettere anche della musica, perché chiaramente oltre posso fare anche delle grafiche che siano interattive, infatti posso mettere anche video, per esempio, ok, ci butto dentro il video. Posso andare a personalizzare lo sfondo e caricare appunto dei file, delle foto, delle immagini personalizzate. Ok, allora torno un attimo indietro, vediamo se ci sono commenti e poi proviamo a fare qualcosa. Allora, chiaro, chiarissimo, grazie, tutto molto chiaro. Grazie, ma si possono caricare immagini proprie da modificare o solo usare quelle del sito? Sì, Diego, si possono appunto caricare immagini proprie, basta trascinarle, come ti ho fatto vedere prima. A me non appare effetti, Michele. In che senso non ti appare effetti? Magari dimmi dove non vedi. Tutto chiaro, lo uso anche io, ottimo, Dora. Anche tu, dato che lo usi, se c'è qualcosa che magari non ti è chiaro, chiedimi pure di questo software. Mi fornisci il nome del sito, per favore? Allora facciamo così, lo scrivo qua sotto, che così lo vedono tutti. www.canva.com. Ok, questo qua. Poi aspetta che continua a saltarmi giù quando commentate e perdo il filo. Posso importare le mie foto? No, aspetta, dove è andato? Mi fornisce un sito, ok, sono Milena, ok, Casa Vacanze Milena, grazie di aver scritto il nome. Ci sono ma in ritardo, ok, Vale, non sta a farti problemi, tanto potrei rivederla, insomma, poi anche la registrazione. Posso importare le mie foto e se è un negozio di abbigliamento? Sì, Michela, puoi importarle. Sicuramente è interessante per i biglietti di auguri di Natale o di altre festività, assolutamente sì, anche perché appunto già le grafiche pronte, non solo per Natale, ma anche appunto per altri, anche per esempio per creare, poi magari creiamo una gift card, un coupon, potete crearvi coupon per i vostri clienti. Le immagini non libere da copyright sono a pagamento su Canva, se non paghi non te le fanno usare. Sì, esatto. Al 99% quelle libere appunto potete usarle tranquillamente, però verifico questa cosa. Per mettere le mie immagini, Giovanni, appunto, come ho mostrato prima, basta trascinarle all'interno dei caricamenti, chiaro, risolto. Boh, perfetto, ok. Allora, proviamo appunto, proviamo a fare una grafica magari decente.
Anzi, vediamo quello che avevate scritto prima che volevate fare, brochure o volantini. Facciamo una brochure, ad esempio. Allora, torno in home oppure clicco su nuovo progetto. Appunto, vedete, posso scrivere qua, tipo, senza scorrere tutta la lista, posso usare il motore di ricerca, quindi brochure, e in questo caso lui mi va a specificare anche, a chiedere anche che tipo di brochure posso desiderare, quindi mi dà anche delle categorie. Facciamo questo per un centro benessere. Ok, quindi qua c'è anche il vuoto, volendo se potete partire da zero, quindi la comodità che l'avete già con le dimensioni da brochure, quindi non dovete diventare matti. E qui, come vedete, c'è una bella scelta di brochure. Queste sono quelle a piega A3. Dovrebbe esserci il fronte e anche il retro. Allora, facciamo questa. Ok, vedete infatti qua c'è pagina 1 che è il fronte, diciamo, e poi pagina 2 che è il retro. Poi appunto questa serve una brochure che si piega in tre, no? Quindi questa diciamo è la facciata principale che si vede, questa è quella che andrebbe dietro e questa è quella che si chiude. Ok, in questo caso appunto, come vedete anche qui c'è il watermark, quindi questa è un'immagine a pagamento, però potrei andare eventualmente a sostituirla con un'altra gratuita. Vediamo Candele. In questo caso diciamo che il problema è che questa è molto verticale, quindi bisognerebbe trovare un'immagine verticale, oppure la cosa che potete fare è tagliare questa. Ad esempio, appunto, posso metterla così, faccio così, la metto sopra, diciamo, quella che c'è già. Ok, faccio una roba del genere e così praticamente ho sostituito quella che c'era. Anzi, adesso questa è sopra l'altra, quindi per andare a togliere quella sotto, questa la sposto indietro, anzi la sposto in secondo piano, clicco su questa, la rimuovo e così appunto ho sostituito l'immagine. Ok? Qui appunto vado a personalizzarla. E spesso capita che questi modelli di testo siano raggruppati. Come vedete, se io sposto questo mi sposta tutto. In questo caso, se io volessi ad esempio aumentare la distanza, no, tra il titolo e il sottotitolo, basta fare annulla il raggruppamento e in questo caso vedete che posso selezionare tutti i vari elementi singolarmente, quindi questo magari lo sposto un po' più in su, questo posso, se non mi piace così, magari lo ingrandisco un po', posso fare così perché magari voglio portarlo fino ai bordi, ok? Questo magari lo metto in grassetto, eccetera. Ok, fin qua? Come vedete poi appunto una volta che andate a modificare un po' l'immagine, a personalizzare l'immagine come volete, a modificare i testi, non dovete diventare molto matti e la cosa è fatta, quindi lo potete fare veramente con molta velocità. Dopodiché la cosa che potete fare è appunto scaricare il file. Qui voi potete eventualmente anche pubblicare direttamente il file su una pagina oppure creare una presentazione o condividere il link, ad esempio, se volete girarlo al vostro grafico, ad esempio, oppure qualcuno che vuole metterci le mani, semplicemente basta fare copia. Vedete, questo è il link diretto a questo progetto, voi non dovete fare altro che inviare questo link alla persona via mail, via WhatsApp, quello che volete,
e lui avrà accesso a questo progetto e potrà modificarlo. Oppure appunto fate scarica. Qui vi chiederà il tipo di file che volete scaricare, quindi un PNG, JPEG, PDF, qui dipende da quello che vi serve. Vi dà anche gli indicatori di ritaglio, ad esempio, se dovete farlo stampare ad esempio come si dice, da una copisteria, da una tipografia o così di questo tipo. Vi dà anche gli indicatori per il ritaglio che a loro servono appunto per tagliare i fogli, e qui appunto selezionate anche le pagine, quindi in questo caso scarico tutte e due le pagine. Qui chiaramente mi dice guarda che però devi pagare 3 euro perché ci sono una, due e da qualche altra parte una terza immagine, quindi in questo caso dovrei pagare paga e scarica, e potete pagare con carta di credito semplicemente. Oppure appunto quello che potete fare è rimuovere le immagini, queste qua che hanno la rete. Ok, poi da qui appunto il file viene scaricato e potete farci quello che volete. Fin qui tutto chiaro, ragazzi? Ditemi se c'è qualcosa di non chiaro, se devo tornare indietro. Nel frattempo torno a guardare i vostri commenti. Fighissimo, sì, confermo, è veramente figo. Dopo puoi far vedere come salvare un progetto. Ok, forse hai scritto sì qualche minuto fa. Dimmi se ti ho mostrato, se hai capito bene come farlo, come salvare il progetto. Molto interessante, ok. In quale formato vengono salvati i progetti? Appunto quelli che mostravo, PDF, JPEG, PNG, eccetera. Sembra abbastanza intuitivo, sì, in effetti è molto semplice da usare. Ok, ti ho già risposto, perfetto, è un programma bellissimo, lo uso spesso, ottimo. Ok, qua c'è una domanda. Mi sono sempre chiesta se le foto che si trovano su Canva siano tanto riconoscibili o comunque molto usate. Non sono infinite, sì, questo è vero. Non so, ho idea che quando faccio un post utilizzato Canva poi si riconosce, ma forse è perché non lo uso per tutti i post, quindi c'è differenza che si nota. Sì, in effetti quello che dici in effetti ha senso. Hanno un bel catalogo di foto, di immagini, di video, di cose, però chiaramente sì, ovviamente l'immagine che hai usato tu potrebbe averla usato anche un'altra attività, quindi sicuramente può capitare. Ti dico, il consiglio mio può essere appunto quello di usare Canva come base di partenza, come diciamo strumento che ti dà che ti fa il 90% del lavoro, perché spesso il 90% del lavoro quando si fanno post o grafiche è trovare l'idea grafica, no, da mettere giù. In questo caso tu puoi usare il modello, la base, e poi andare a modificare determinate cose come le immagini, le foto che ci sono, che ti propone lui. La cosa migliore magari è andare a scattare, la cosa migliore sarebbe scattare delle proprie immagini, farsi magari un book fotografico, poi dipende anche da che tipo di attività avete, però penso ad esempio, tornando all'esempio della pasticceria, la cosa migliore che potreste fare è farvi un book fotografico, vi chiamate un fotografo che viene una mattina e vi fa tutte le foto delle brioche, dei caffè, dell'impiattamento, vi fate fare una marea, 1 miliardo dei vostri chef, del vostro locale, vi fate fare una marea di foto e poi appunto le potete riutilizzare nel corso del tempo anche per appunto farvi post, farvi delle brochure o quello che vi serve, insomma. Ok, spero di aver risposto alla tua domanda. Lavinia, ok, di qua vedo i commenti. Pia, tutto chiaro, Michela, chiarissimo, ok. Quindi sempre meglio caricare proprie foto, giusto? Sì, dipende, Lavinia. Dall'altro canto, appunto, bisogna stare anche attenti a utilizzare delle foto decenti, quindi e sempre stare attenti anche al copyright, perché quello che fanno molti magari è andare su Google, no?
cercare, andare su Google Foto, cercare l'immagine che serve e poi trascinarla di là. Bisogna sempre stare attenti a queste cose, perché il momento che trovate il proprietario dell'immagine che vede che l'avete usata per fini commerciali, potreste rischiare, insomma, che non gli faccia proprio grandissimo piacere. Quindi la cosa migliore sarebbe usare, diciamo, vostre foto proprietarie. Poi, ecco, eventualmente caricare altre immagini, però state sempre attenti a quello che caricate, quello che usate. Magari invece di andare su Google Foto, andate su altri siti, tipo, se voi andate su Google e cercate free, aspetta che ho cliccato, allora free copyright images, l'ho scritto, ok, ho il braccio destro che ancora non è del tutto abile. Vedete appunto qua ci sono tanti siti che hanno le immagini royalty free, no? Quindi sono immagini non coperte da copyright. Quindi questo uno a caso, cercate appunto la brioche di prima, non so perché sono fissato con le brioche alle 9 di sera, e qui appunto vedete, vi trovate già altre immagini magari diverse da quelle che ci sono nel catalogo di Canva. Qui appunto andate nell'immagine, fate download gratuito, e adesso mi sta scaricando l'immagine, ok? E poi appunto questa immagine la importate all'interno di Canva. Ok, allora chiudiamo qua, vediamo altri commenti. Stefani, allora non so se è possibile, si può vedere come creare l'anteprima di un video YouTube, mi ci puoi mandare? Ma no, figurati Stefani, assolutamente. Sì, tanto appunto è semplicissimo, è semplicemente un modello, alla fine non cambia tanto tra uno e l'altro. Appunto, andiamo su Home, crea un progetto, anzi facciamo da qua, YouTube. Ecco, vedete, la cosa interessante, vedete che vi dà i pixel, no? Perché ogni tipologia di, come si dice, di immagine, no? Sì, appunto, di immagine che voi dovete creare, ha una propria dimensione. Quindi Facebook, se voi fate la copertina della pagina Facebook, ha le sue dimensioni. La foto del profilo ha le sue dimensioni consigliate, no? Quindi passandoci sopra voi vedete anche quali sono le dimensioni che sono già corrette. Quindi anteprima YouTube. Ecco, come vedi, semplicemente è simile agli altri, solo che appunto ha le dimensioni corrette per l'anteprima dei video YouTube. Quindi qui vado a selezionarmi il tipo di... Qui chiaramente poi mi propone le categorie. Sono, non so, un'agenzia di viaggi, ho fatto un video su una determinata località, o voglio promuovere determinati servizi che offro, mi faccio l'anteprima, perché sapete che quando vado a fare un video su YouTube mi crea in automatico delle anteprime. L'anteprima è quello che l'utente vede nella lista, no, dei risultati, oppure nei video consigliati a fianco. YouTube crea appunto delle anteprime automatiche, ve ne dà la possibilità di scegliere tra una decina che crea lui, però appunto per attrarre, perché l'anteprima è importantissima su YouTube, per attirare l'occhio dell'utente potete andare a personalizzarla
e appunto potete usare Canva ecco, vedete, questo è un classico, no, che si usa su YouTube, metterci anche un titolo, perché spesso magari nei video non viene messo il titolo. In anteprima posso andare appunto a mettere anche un titolo in modo da far capire subito agli utenti di cosa parlerò nel caffè. Ecco, questo potrebbe essere un'idea appunto per una caffetteria, che potrebbe fare le riprese, il video del proprio, come si dice, non è il barman, ma insomma la persona espertissima nel fare il caffè, e potreste creare un contenuto di questo tipo da pubblicare sul vostro canale YouTube o sulla vostra pagina Facebook, dove mostrate come si prepara un ottimo caffè, e in questo modo trasmettete autorevolezza, no, ai vostri clienti. Ok, allora poi vediamo per esempio come creare un coupon. Questa è una cosa interessante magari per chi ancora sta per chi ancora sta vendendo le gift card, più di qualche attività sta vendendo le gift card di Torniamo Presto, tramite Torniamo Presto. No, non lo chiama, no, buono lo chiama, non coupon. Ecco, ad esempio, una cosa che vi consiglio assolutamente di continuare a fare è vendere le gift card. Chiamiatele buoni acquisto, voucher, coupon, quello che volete, ma tante attività mi hanno segnalato che anche se hanno riaperto ci sono tanti che stanno tanti clienti che stanno continuando ad acquistare le gift card, perché poi le regalano alla fidanzata, al fidanzato, alla mamma, al papà, ed è una cosa molto utile, perché spesso voi magari non vi rendete conto, ma la gift card è un'idea regalo, perché magari la gente non ha voglia di stare a pensare che tipo di regalo fare, oppure dice so che la mia ragazza, ad esempio, ha necessità, va spesso dalla parrucchiera o dall'estetista, io non so cosa comprarle perché non so niente di ste robe, quindi gli compro un coupon da 100 euro. Quindi vi consiglio assolutamente di proporre questa cosa, perché è immediata, è semplicissima da proporre, da vendere, da far capire ai clienti, e appunto poi tramite Canva potete andare a creare una grafica, perché poi è importantissimo anche dare in mano al cliente un qualcosa di carino, perché non potete poi sapete, o scrivere su un foglio bianco o stampare una schifezza fatta con Word o roba del genere, perché insomma magari il cliente vi dà 100 euro e voi in cambio gli date un foglio con scritto a penna coupon di 100 euro, è veramente trash. Quindi usatevi Canva, andate appunto qua sui buoni, ad esempio facciamo che sia un ristorante. Anche i ristoranti possono fare il disastro con le gift card, ce ne sono pochissimi che le usano. Se andate a farvi un giro nei siti americani dei ristoranti, vedrete che una marea di ristoranti ha la voce nel sito gift card, per regalare appunto, per fare un regalo ai propri amici, parenti, eccetera. Quindi ecco, questo è per esempio il buono regalo che voi potete stampare o anche inviare. Potete anche inviarlo via mail al cliente. Adesso che appunto le cose sono un po' più complicate, potete anche, o anche per fargli evitare di spostarsi, potete mandarglielo in PDF o in altri formati, insomma, via mail o anche via WhatsApp. Ok, quindi non so, facciamo pizza, questo. Ok, quindi qui vado, no scusa, questo non ha la doppia pagina, vediamo se ce n'è qualcuno che ha, ecco, ad esempio, questo ha anche il codice. Quello che vi consiglio poi è di inserire un codice voucher, cioè inserirci anche dei dati. Questi sono un po' scarni, si può fare di meglio sinceramente
diciamo le gift card. Però appunto metteteci sempre un voucher code, un codice, diciamo, mettiamo codice coupon. Ok, inventatevi un vostro codice, metteteci anche tanti numeri, così, così fa effetto, o qualche AD o roba del genere. Metteteci un codice che appunto poi voi riportate su un vostro Excel, o prendetevi nota anche sulla carta, come andate meglio, in modo da associare questo coupon che avete messo a quello che poi date al cliente, in modo che poi non ci siano problemi. Magari nel codice coupon che voi vi segnate da qualche parte in un Excel, vi potete appunto prendere nota anche dei dati del cliente, della mail, del telefono, di quando ha fatto l'acquisto, come ha fatto l'acquisto, in modo poi da collegare le cose, in modo che perché poi magari la gift card il cliente la userà tra 6 mesi e voi potete appunto, quando si presenta, potete verificare che quello è un coupon valido, anche perché a pensar male il cliente potrebbe magari, no, se è un furbacchione, potrebbe crearsi, visto magari da un amico un coupon, potrebbe magari ricrearselo da solo e presentarsi da voi con col coupon, e voi come fate a verificare se è valido o meno. Invece, se avete associato un codice, poi appunto potete verificare. Metteteci anche sempre magari una data di scadenza importantissima, e delle condizioni, no? Anche delle condizioni minime, tipo non è cumulabile con altre promozioni o cose di questo tipo. Magari guardatevi quello che avevamo fatto anche di quelli di Torniamo Presto. Ok, quindi poi qua appunto ce ne sono, ecco, magari ecco, questo è già un po' meglio. Infatti questo ha il double face. Aspetta, che me l'ha messo sotto, allora facciamo così. Track, e questa la cancelliamo. Questa potete poi anche, vedete, spostare sopra sotto, quindi in questo caso sono 2 pagine, cliccando sulla freccia posso spostarla sopra o sotto. Ecco, questo è già un po' meglio, diciamo, come stile, perché appunto è già più chiaro, e poi ci mette appunto dei termini o delle condizioni che sono sempre utili. Ok, torno nei commenti. Aspetta che mi sono andati giù i commenti. Dove ero arrivato? Ok, qua Stefania. Scusate, il mio collegamento non funziona più bene, mi vedrò alla fine di questa diretta indifferita. Ok, sì. Ecco, appunto, poi questo video, la registrazione del video resterà sul gruppo, quindi potete anche poi rivedervela più avanti. Grazie, ok. Sì, Paolo, le gift card non vanno abbandonate assolutamente, noi continuiamo a venderle, è diventato un vero e proprio prodotto. Ecco, brava Stefania. Si riferisce appunto alle gift card di Torniamo Presto. Vi consiglio appunto di continuare a spingere tramite i social, tramite WhatsApp, tramite email, e deve, secondo me, se fossi in voi, lo farei proprio diventare, come dice Stefania, un prodotto, quindi una cosa che proponete con regolarità, non solo in questa fase, anche post, diciamo, chiusura, ma deve diventare un vero e proprio prodotto che voi proponete ai vostri clienti. Walter, le gift card di Torniamo Presto le ho proprio create con Canva, ottimo. Esatto, noi lo inviamo in PDF via mail e chiediamo se vogliono un importo nascosto, tipo scontrino di cortesia. Esatto, poi appunto potete andare a personalizzare come volete poi la gift card. Potete anche crearvene 2 se poi volete tenerlo, diciamo, ci volete accedere ogni volta, no, allo stesso progetto, per modificare solo l'importo o piccole personalizzazioni.
potete magari fare un duplicato di questo modello e farne un altro dove non c'è ad esempio l'importo o dove c'è una foto diversa o cose di questo tipo. Ok. Ok, dove trovo gift card? Michele, devi sempre fare la ricerca. Quindi anche qua, ricerca modelli. Vediamo se con gift card propone qualcosa. Ecco qui. Scrivi gift card e qui appunto vai a scegliere quella che preferisci. Se vuoi cambiarla, in questo caso carico questa e via. Ok, avete domande, dubbi? Tutto chiaro fin qua? Perché poi in realtà non ho molto altro da dirvi su questo software, perché come vedete è veramente molto molto semplice. Se non c'è altro, ragazzi, chiudiamo qua questa diretta, perché appunto, oltre, se volete, vediamo i prezzi, l'ultima cosa che si può vedere. Ecco qua, infatti sì, è 8 e... Se non vi basta la versione gratuita, che vi dico in realtà penso che possa bastare, però appunto se magari volete usare le foto a pagamento di Canva o cose di questo tipo, costa 8,99 se fate con fatturazione annuale, quindi se pagate tutto l'anno subito, oppure 12 euro al mese, insomma, e vi addebita la carta di credito ogni mese. E poi avete appunto qualche cosa in più, tipo potete crearvi l'identità visiva, quindi andate a impostare un modello della vostra identità, quindi il logo, i colori, il font della vostra attività, e ve li applica in automatico su tutti i modelli. Questa è una cosa interessante. Il ridimensionamento del progetto con un solo clic, perché appunto io potrei creare una storia, story per Instagram ad esempio. Aspetta, vediamo. Story non me la trova. Instagram. Non me la trova. Vabbè, facciamo da qua. Ok, quindi storia che è verticale. Se poi degli stessi contenuti io volessi creare anche il post, no, su Instagram, quindi chiaramente è sempre meglio adattare i contenuti al tipo di canale su cui voi pubblicate, perché chiaramente la storia potete anche pubblicare un'immagine quadrata sulla storia, però chiaramente se pubblicate l'immagine quadrata perdete tutta la verticalità che vi consentono le stories. Quindi se voi volete creare la stories, la grafica della stories, e poi con lo stesso contenuto volete fare anche un post, con appunto un solo clic potete fare quello qua in ridimensione. Quindi questo però appunto è a pagamento. Vedete, da qui io posso andare a creare per esempio un post, un'immagine con le dimensioni corrette su Facebook, su Twitter, su LinkedIn, oppure da story modificarla in post normale, quadrato, eccetera. Quindi questa è una cosa molto utile. 60 modelli gratuiti, ok, insomma, chiaramente avete tutte le immagini, potete caricare i font, diciamo, personalizzati, e poi c'è questo, ma insomma, questo è proprio per super smanettoni. Ok, allora vediamo se ci sono altre domande.
Ok. Allora. Chiaro. Puoi ripetere come e dove salvare i progetti. Ok. Allora, in realtà si salva tutto in automatico, Giovanni. Questa è una gran cosa, perché poi magari se ti salta la connessione internet o dovesse spegnere il computer, lui si salva tutto in automatico. Quindi vedi qua sopra, tutte le modifiche sono state salvate, quindi lui praticamente ogni modifica, tac, se io cancello il salvataggio in corso, tutte le modifiche sono salvate, quindi se le salva in automatico. Poi, se io voglio andare a rivedere i progetti che ho creato, basta andare qua sotto, oppure qua, tutti i tuoi progetti. Qua appunto adesso mi ha tenuto anche quelli che ho creato di prova, questi sono quelli che ho fatto io. Potete chiaramente anche andare a cancellarli oppure fare dei cloni, ad esempio se può servire, ad esempio facciamo una coppia perché uno è per Instagram e uno è per Facebook, oppure avete due attività, oppure avete tipi di servizi diversi, insomma per qualsiasi roba potete fare il clone e andare a lavorare separatamente, oppure potete andare a cancellarlo. Quindi è molto molto semplice. Io di solito ecco, mi creo magari delle ad esempio per le dirette che uso determinate tipo di grafiche, mi creo appunto il progetto e poi vado ad aggiungere, vi mostro come faccio io di solito, poi ognuno può usare il metodo che vuole. Per la prossima, questa è la grafica che ho fatto per quella di stasera. Per la prossima quello che faccio è copiare, diciamo, questa pagina e andare poi a modificare il titolo, l'immagine di fondo, questa qui andrò a togliere, andrò a metterci un'altra immagine e mi tengo questa base, ecco. Perché mi piace tenere anche poi le grafiche vecchie, quindi altrimenti potrei semplicemente modificare quella che c'è già. Ok, poi tutto chiaro, grazie, ok. Ma il nuovo nome del gruppo, Stefania, il nuovo nome del gruppo lo vedrai quando Facebook lo aggiorna. Penso ci metta 2 o 3 giorni, sono un po' lenti. Tutto chiaro, domani mi metto all'opera. Grande Elena, mi fa piacere. Grazie mille Paolo, ok. Grazie, sì, bisogna fare un po' di pratica, sì, poi appunto basta smanettarci, ma come vedete è abbastanza intuitivo. Puoi scrivere il sito da cui prendevi le foto free download. Allora, le foto, ma in realtà non mi ricordo neanche, comunque basta che scriviate free. Io di solito scrivo in inglese perché appunto i siti stranieri sono più corposi, però potete anche cercare in italiano, non so, immagini gratuite. Vediamo se fuori. Sì, trovo anche cose abbastanza decenti. Comunque, vedete, di solito ci sono questi. Forse avevamo visto questo. Sì, magari cercate free copyright images. Quello che avevo trovato prima, qual era? Forse era questo, sì. Pexels.com. Lo scrivo nei commenti, così potete andarci se volete. Ok. Poi. Grazie Paolo, alla prossima. Ok, grazie, buonasera a tutti, grazie a tutti. Ok, perfetto, vedo che non ci sono altre domande, spero che vi sia stata utile questa diretta, spero vi piaccia, diciamo, questo nuovo, diciamo, format e questa nuova missione che abbiamo dato a Torniamo Presto, e poi vedrete qual è il nuovo nome, in realtà è molto banale. Però ecco, l'obiettivo è cercare di essere utili anche dopo la chiusura,
di essere utili a voi che avete attività locali, negozi, piccole imprese, ad affrontare, diciamo, il mondo digitale, perché appunto tante attività si sono rese conto durante il lockdown che il digitale e internet, i social sono sempre più utili per trovare nuovi clienti, per fidelizzarli, restare in contatto, per vendere anche poi, no? Perché alla fine è importante anche, soprattutto anche quello. E quindi il nostro obiettivo è appunto con questo appuntamento settimanale di mostrarvi dei piccoli pezzi, degli strumenti, darvi dei consigli in modo molto pratico per farvi ottenere dei risultati in tempo anche abbastanza veloce. Affronteremo poca teoria, ce ne sono una marea di altri corsi o altri gruppi dove si analizza la teoria. Qui cerchiamo magari di andare appunto sulla pratica, mostrarvi strumenti, idee e trucchetti magari che possono esservi utili. Ok ragazzi, Madonna, già 65 minuti e sono andato anche fin troppo lungo. Grazie ragazzi di avermi seguito fin qua. Se potete, invitate anche altre persone all'interno del gruppo. C'è un tasto invita amici o qualcosa del genere sopra o sotto, in alto mi sembra da mobile lo vedete in alto, e quindi potete invitare altri colleghi, amici, conoscenti che hanno attività locali, negozi, imprese locali, insomma, invitateli nel gruppo, così è utile anche per loro. Ok ragazzi, grazie e ci vediamo lunedì prossimo, a 8:30. Ciao 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 ciao.